Se ne è parlato molto alla vigilia di questo match. Un vero incubo per i portieri avversari, 3 gol nelle ultime 3 gare. Sfida che sta per cominciare, mettetevi comodi. Immagini in diretta dal Philips Stadium di Eindhoven, teatro bellissimo di questa sfida, spalti assolutamente gremiti e bellissima atmosfera. Bentornati sulle frequenze di EA Sports da parte mia e saluto subito Lelia Dani con cui condividerò il commento del match. Campionato olandese protagonista con questa sfida di Eredivisie. Sfida che vede opposte PSV ed Heerenveen. Ben ritrovato Pier, a te gli amici all'ascolto. Ne abbiamo commentate di partite insieme e tante ci hanno regalato grandi emozioni e spunti di interesse. Io sono sicuro che questa non farà eccezione. Pallone che viene recuperato. Provano ad affacciarsi in avanti, interviene e sventa il pericolo. Il PSV, squadra col morale a 1000, protagonista di una bella prova nell'ultima sfida vinta contro il PEC Zwolle. Un tuo pensiero su questa gara? Sono reduci da una bella vittoria per 2-0 in trasferta. Li vedo carichi, sono concentrati al punto giusto. Secondo me hanno qualcosa in più dei loro avversari per fare la partita. Li vedo favoriti per la vittoria finale. Occhio al suggerimento. Prova a calciare senza problemi qui il portiere. Batte corto. Palla in out e nuovo calcio d'angolo. Occhio al pallone in mezzo. Corner raccolto senza problemi dal portiere. Vedremo se Van Nistelrooy terrà fede anche oggi alla sua straordinaria fama. Attaccante capace di fare reparto da solo, immarcabile quando sta bene. 3 gol nelle ultime 3 partite. Ecco il biglietto da visita. Superata la metà campo. La manovra interrotta senza problemi. Prosegue l'alternanza nel possesso palla con parecchi problemi di palleggio. Flamingo. Palla che rotola via dopo un buon intervento. Tanti giocatori dietro la linea del pallone, chiara l'intenzione di difendersi e semmai di ripartire. C'è l'errore, regalano il possesso. Cerca il lancio lungo. Pallone regalato. Cerca il cross profondo. Difesa non perfetta, non è finita. Possono ripartire. La perde. Suggerimento interessante tra le linee. Non può sbagliare da lì. Ci mette i pugni il portiere, allontana. Decisivo il portiere sul tentativo di prima. Ha impedito alla palla di entrare con un intervento da campione. Ci resta dunque parità. Eh sì, Lele, un bel salvataggio, ma ovviamente non devono abbassare la guardia. Palla che sbatte sul corpo del difensore. Salgono i difensori per sfruttare questo corner. Può essere l'occasione giusta per il vantaggio. Il portiere ha vita facile qui. Scadono i primi 45. Squadra in campo per i secondi 45 minuti, una partita che fin qui è stata assolutamente avara di emozioni e non ha regalato spettacolo, Lele. Emozioni col contagocce, sono d'accordo con te, Pier. I tifosi protestano e ne hanno tutte le ragioni. Spettacolo fin qui nettamente inferiore alle aspettative. Portiere che con lo sguardo ha accompagnato il pallone fuori. Aveva intuito subito la direzione del tiro, sapeva che sarebbe terminato fuori.
Alza sulla linea difensiva avversaria. Attento qui il portiere, sicuro nell'uscita. Aston Villa protagonista sul mercato con l'acquisto di un calciatore che era già nel mirino di altri club. Si sono assicurati un elemento di valore assoluto, Pier. Questo è un professionista serio, è in grado di far fare il salto di qualità a questa squadra. Davvero notizie ottime per i loro tifosi. Cerca un pallone profondo, riesce a tenerla in campo, attenzione, sicuro qui il portiere. Occhio perché si mette qui sulla traiettoria e recupera un buon pallone. Occhio al tiro, grande parata, super portiere. Fa il suo ingresso in campo dalla panchina. Portiere che si esalta su questa deviazione aerea. Coefficiente di difficoltà per questa parata elevatissimo, grande intervento. Pallone che viene recuperato. Nell'ultimo quarto d'ora i padroni di casa hanno dominato il dato sul possesso palla. Riescono a liberarsi spesso per andare alla conclusione. Però la mira un po' per la bravura del portiere, un po' per imprecisione loro, fin qui non hanno trovato il vantaggio. La mia impressione però è che il gol può arrivare da un momento all'altro. Non devono arrendersi. Sostituzione in vista. Nummer 28, Lood. Daarvoor in de plaats stond nummer 7. Avanzano a caccia del momento giusto. Bravo il difensore che ferma tutto. Va alla giocata lunga. Si resta in parità, provano il possesso palla per far uscire gli avversari. Posizione irregolare rilevata dall'assistente. Il tecnico ha deciso questo cambio. In plaats Entrata decisa. nummer 5, Ivan Perisic. Bakayoko prova a salire. Da un'occhiata in area, la mette in mezzo. Allontana qui il pallone. Non va. Intervento da manuale nei 16 metri. Occhio qui alla ripartenza. Ha interrotto un'azione pericolosa qui con questo recupero. Non si accontentano del pareggio, adesso vogliono vincere la partita. Gol che viene annullato per una posizione irregolare. Devi rimandare l'appuntamento con il gol, Pier. Fuori gioco per pochissimo comunque. In diretta sembrava tutto regolare. Ci sarà dunque un cambio. Ottimo l'intervento, recupera il pallone. Può andare per la porta, grande possibilità. Pericolo scampato con questo pallone. Mancano 5 minuti alla fine della partita. Avanza in posizione laterale. L'arbitro concede 2 minuti di recupero. Ha scelto bene il tempo. Provano uno degli ultimi assalti del match, vogliono regalare il... Finisce così, solo il punto per la squadra di casa, prova almeno a conseguire il gol per muovere il classifica. Questo è un pareggio che ha
appuntamento da non perdere, targato EA Sports, è una sfida davvero stellare tra due squadre che possono regalare uno spettacolo degno del loro blasone. Gara che promette scintille, tutto è pronto per 90 minuti di grande intensità. Benvenuti all'ascolto di questa sfida, con me ovviamente sempre Levi Adani. Campionato olandese, protagonista con questa sfida di Eredivisie. Protagonista di questa sfida, Fortuna Sittard e PSV. Ben ritrovato Pier, a te gli amici all'ascolto. Ne abbiamo commentate di partite insieme e tante ci hanno regalato grandi emozioni e spunti di interesse. Io sono sicuro che questa non farà eccezione. Il PSV, squadra il cui obiettivo oggi è certamente fare meglio dell'ultima volta quando è stata fermata sul pareggio contro l'Erenden. Come finirà oggi secondo te? Solo 0-0 nel loro ultimo impegno casalingo. Gli episodi non sono girati in loro favore, ma sono convinto che se giocano con la giusta intensità per tutti i 90 minuti, lottando su ogni pallone e non lasciando respirare gli avversari, hanno tutte le possibilità per festeggiare una vittoria oggi. Altra possibilità dopo il rinvio. Azione pericolosa. Colpito il pallone dal difensore. Miglior difesa del torneo per gli ospiti, un traguardo che dimostra la bontà del lavoro svolto fin qui da tutta la squadra. La difesa è il punto forte della formazione ospite, il più difficile da scardinare del torneo. E quindi io mi aspetto un'altra prova solida di tutto il pacchetto arretrato. C'è la batteria per andare. Occhio al pallone giusto. Iniziativa sventata dal portiere. Palla in profondità. Occhio alla verticalizzazione. Ha provato la botta, tiro che è terminato non lontano dal palo. Buono il pallone recuperato. Bakayoko. Pericolo, palla persa. Carica il tiro. Palla in rete, è arrivato dunque il primo gol. Efficace qui il pressing, come possiamo vedere dalle immagini, perché il lavoro corretto è quello di tutta la squadra nel recuperare palla e trovare il varco giusto per battere il portiere. Hanno aperto le marcature con questo gol. 1-0. Occhio al tocco interessante. Ha intercettato la traiettoria e può far ripartire la squadra. Bakayoko. Avanza la calcia di spazio. Grande opportunità. Ottimo il colpo del portiere. Occhio al pallone in mezzo. La spazza via. Ottima lettura difensiva. L'arbitro manda le due squadre negli spogliatoi al termine della prima frazione di gara. Primo pallone del secondo tempo giocato dal PSV.
Junior. Palla molto interessante. Respinge ma non è finita. Si gioca. Passaggio intercettato. Pallone molto pericoloso questo. Tiro da fuori che non impensierisce il portiere. Stanno rinunciando all'iniziativa, invitando gli avversari a salire, magari a scoprirsi. Van Nistelrooy! Conclusione intercettata senza problemi dal portiere. Non è solo. Si tirano fuori da una situazione complicata qui. C'è un volto nuovo in casa Chelsea, trattativa che si è chiusa nelle ultime ore. È sicuramente un giocatore che può dare molto a questa squadra, Pier. Parlo sia a livello di entusiasmo che con le sue prestazioni in campo, Porta palla, vediamo cosa fa. Tiro intercettato. Schrijven nu alvast in voor de open dag voor volgend seizoen. Er wordt een grote druk te vullen. L'ultimo tocco è il suo, sarà rimessa laterale. Bij PSV. Entrambe le squadre optano per il cambio. Nummer 26. Babak. Karsdorp. En de vervanger is nummer 7. Tilman. Rossa verso il centro. Spedisce la palla oltre la linea laterale, sarà rimessa dunque. Può nascere qualcosa di buono qui. Buono qui il recupero del pallone. Accompagnano l'azione. Non bene qui il possesso palla. Ancora un quarto d'ora per le speranze delle due squadre. Possesso consegnato agli avversari. Hanno ancora un'occasione per rimettere a posto le cose, devono sfruttare questo possesso, manca poco. Tiro murato. Ultimi minuti di sofferenza per gli ospiti, per loro sarebbe veramente una beffa vedersi sfuggire la vittoria a questo punto. Più che a pensare a difendersi, secondo me, Pier, farebbero bene a tenere il baricentro alto e provare a spingere. Un'altra rete con ogni probabilità chiuderebbe i giochi una volta per tutte. Il tecnico sceglie il cambio. Gran palla profonda. Nummer 17. Mauro. Ottimo il recupero del pallone in questa circostanza. Daarvan komt nummer 8. Serginho Dest. Bakayoko. Palla in out, calcio d'angolo per loro. La mette in area. Iniziativa che finisce. Ha letto bene l'azione sulla traiettoria del passaggio. Ecco il segnale di chiusura del match, grande festa tra i tifosi ospiti per questa vittoria. 3 punti fondamentali per la classifica e il morale. Questa
attesissimo, in settimana non si è imparato d'altro, vedremo come si comporteranno le due squadre nel momento della verità. La Johan Cruyff Arena ha indossato il vestito buono per questa serata di grande calcio, sono splendide le immagini che giungono live da Amsterdam. Grande calcio nuovamente protagonista qui su EA Sports, un saluto da me e da Lelia Dani. Sfida da non perdere, si gioca tra Olanda e Qatar. L'entusiasmo alle stelle, le due squadre hanno capacità, gioco, grinta, cuore a sufficienza per poter regalare uno spettacolo da ricordare ai tifosi sugli spalti e al pubblico a casa. Questa partita promette scintille. Ali. Prova il lancio profondo. Arbitro che ferma il gioco per consentire di valutare meglio l'entità dell'infortunio. Een wissel voor Nederland. Van het veld, nummer 9, Ruud van Nistelrooy. Daarvoor in de plaats komt nummer 1. Eccolo qui, il momento della sostituzione. Non manca molto il termine, Pier, ma l'impressione è che dovranno soffrire fino alla fine per portarla a casa e che ci sarà bisogno anche del suo contributo. Ecco Rugani. Pericolo scappato con questo pallone. Minuto 85, stanno amministrando il vantaggio, ma ovviamente la partita è ancora aperta. Bravo Van Nistelrooy, bravo il portiere, smetta il pericolo. Berghuis, Klassen, Anderson, sono gli ultimi istanti di gara, cercano il gol del pari. Windal va alla giocata lunga, ma su il pallone spazza via, punta l'area, cerca il tiro da lì, bravo il portiere a dire di no. Calcio l'angolo da sfruttare al meglio se vogliono il pari. Occhio al tiro dalla bandierina, la parata, ma il pallone è ancora lì, la mette fuori.
portiere grande protagonista nell'occasione precedente, una parata che vale come un gol. Hanno rischiato di subire il pareggio, è proprio all'ultimo. Eh sì, non era assolutamente facile per il portiere, la situazione resta comunque delicata. Buon intervento del portiere. Lozano. Non hanno ovviamente fretta, non c'è bisogno di accelerare. Comodo possesso palla nella propria metà campo. Rimessa con le mani, decisiva la deviazione. Berghuis. E c'è un altro pallone. Provano a giocare. Klassen. Respinta sicura del portiere. Un minuto, questa è l'entità del recupero. Windal. Anderson. Anderson. La gira su Anderson. Eccolo qui il segnale di chiusura del match. Successo della squadra di casa. Ci sono vittorie e vittorie. We run the country and we run the town.